C'era il vecchio cinema parrocchiale, che prima era una stalla dell'esercito austriaco e che prima era una chiesa e prima ancora che c'era. Bisogna scavare per scoprirlo e ad incoraggiare la ricerca il rinvenimento di una moneta, di un sesterzio. In realtà inizia anche un po' prima, perché ci sono strati di uso della seconda età del ferro, quindi siamo nel V secolo a.C. circa, che sono al di sotto delle strutture che riferiamo al momento romano. Ora la sovrintendenza prosegue gli scavi per scoprire di più con indagini meticolose, un lavoro da detective. Anche tutta una serie di frammenti organici, quindi micro pezzettini di carbone, resti di legno, resti di semi. I lavori sono finanziati dal GAL Prealpi Dolomiti nell'ambito di un progetto europeo, Hereditas via Claudia Augusta, Italia-Austria. Un progetto complessivo di circa 1,5 milioni di euro e che mira a valorizzare in chiave culturale tutto quello che di interessante dal punto di vista artistico c'è lungo questa antica via. E il comune di Mel segue con comprensibile interesse. L'obiettivo di questo progetto è quello di creare un luogo di memoria dell'arte della Prima Guerra Mondiale. Diventerà uno spazio polifunzionale anche con funzione di sala con 200 posti a sedere.